Sono Francesca Corso, sono la figlia di Pippo Corso, il fondatore di quello che era una volta questa piscina, e oggi sono presidente dell'Associazione Veterani dello Sport. Nel 1936 mio papà, spinto da una forte passione per lo sport e per questa città, che era priva di una qualsiasi struttura sportiva, ha pensato bene di poter insediare in questi spazi queste 4 tavole che hanno permesso ad una schiera di nuotatori ed una schiera di persone, di giovani, di poter approcciarsi a questo bellissimo sport. Ebbene, allora la piscina si chiamava Passoni perché in quell'epoca, nel 1936, non era possibile poter fare delle cose senza la benedizione del partito. Poi, quando finì la guerra, la piscina, il nome di Passoni, scomparve e rimase la Società Veneziana Nuoto, che è stata la società che poi ha esercitato lo sport fino ai tempi nostri. Vedete, una volta non c'era questo traffico. La piscina era bella tranquilla. Qui c'era prima Tommaso, poi Siortoni, che curavano l'accesso alla piscina, e al mattino cominciava l'attività vera e propria della piscina. E quindi in fondo sulla sinistra qui c'era una gabbia di galleggiamento che era utilizzata per la scuola nuoto ai bambini. E questa era una gabbia geniale creata da mio papà con una rete sottostante e una barra di legno al centro. E per cui al mattino dalle 9 alle 11 c'era la scuola nuoto. Ebbene, per cui dopo le 2 ore della scuola nuoto venivano predisposte 2 corsie proprio qua a fianco della fondamenta e lì cominciavano gli allenamenti degli atleti. Si cominciava, gli allenatori allora erano il Polito, il Momo, poi c'era Nane, De Pità, poi alla fine c'è stato Ciro. Ebbene, in questa vasca sono usciti atleti di grandi nomi. Ebbene, quando gli allenamenti cominciavano, c'erano queste corsie riservate, si cominciavano con uno scioglimento di 400 metri a stile libero, 200 di gambe, un po' di braccia e poi scattini da 25. E per cui, ma la cosa non finiva qui, perché innanzitutto la vita di socialità all'interno della piscina era bellissima, molto alta, solidale, c'erano gruppi di ragazze e ragazze, ma veramente belli come persone, perché lo sport del nuoto è stato educazione, rigore, regole, e quindi abbiamo introiettato questi valori. E poi c'era il nuoto libero quando finivamo l'allenamento, e col nuoto libero avevamo 2 mete. Uscivamo dalla piscina, fuori dalla piscina a destra e a sinistra c'erano 2 bricole e noi dall'alto delle bricole ci buttavamo in acqua oppure passavamo sotto le paratie e entravamo nel canale. Nel canale avevamo la meta della boa, che lì c'era una boa in mezzo, che adesso non c'è, e poi andavamo alla Giudecca, che era una cosa... Quando arrivavamo salivamo tutti dalla riva, lì così, correvamo in fondo sul ponte e ci buttavamo dal ponte e ritornavamo in piscina. Nel pomeriggio altro allenamento e poi aspettavamo il burcio. Il burcio è una barca che portava dietro una barchetta e a seconda della corrente noi prendevamo il burcio e per esempio andavamo fino a San Giorgio attaccati per non fare fatica e poi al ritorno ritornavamo a nuoto. Ci fermavamo qua dove c'era la Bucintoro, facevamo dei tuffetti, dei bagnetti e poi alla sera andavamo a casa. Io avevo la fortuna di abitare qui vicino e tante volte andavo a casa a nuoto, prendevo questo canale qua a sinistra e arrivavo fino in Campiello Barbaro dove abitavo io. Oggi sono cose impensabili con l'inquinamento dell'acqua e cose che c'è, però c'è ancora voglia e c'è bisogno di riportare la venezianità del nuoto.
perché per noi è un fatto connaturato alla nostra indole e non poter fruire di acque chiare è una deprivazione ed è un reato, insomma, rispetto a questo. Allora adesso stiamo lavorando anche come associazione per poter sviluppare un'iniziativa che proprio possa partire da questi punti dove era la piscina e organizzare una traversata dal canale della Giudecca non competitiva, proprio per porre l'attenzione a quanto bisogno vi sia di ridimensionare il traffico all'interno del canale della Giudecca e su Venezia, affrontando assieme anche al comitato Grandi Navi, No Grandi Navi, per restituirci questa città che sta per essere divorata da interessi diversi da quelli sportivi.